Fluor ha dovuto confermare quanto avevamo detto nei giorni precedenti, cioè che in Veneto ci sono dei numeri molto complicati per quanto riguarda i medici di base, per quanto riguarda i medici negli ospedali. Non ha fatto che confermare i timori espressi dal Partito Democratico, secondo il segretario regionale Andrea Martella, il numero uno della sanità veneta Luciano Flor, tracciando quello che è l'attuale quadro della medicina negli ospedali e sul territorio, gravata da una cronica carenza di personale. Nonostante Zaia avesse detto cose diverse nei giorni precedenti, il direttore generale ha dovuto dare ragione a quanto avevamo detto noi, peraltro quanto avevano detto anche le organizzazioni sindacali, anche quelle dei medici. Tutte proposte che noi abbiamo presentato nei giorni scorsi pensando che il sistema sociosanitario del Veneto deve essere riformato. Martella, che da neosegretario regionale del PD ha accolto in Veneto il leader nazionale Enrico Letta, con il quale lo sguardo si amplia all'Italia. Gli aumenti generalizzati dei prezzi, il costo energetico, l'insicurezza legata alla guerra in Ucraina impongono a livello economico risposte rapide prima, dice Letta, che l'incendio divampi come fu per la crisi del 2008. Ci aspettiamo dal Consiglio dei Ministri di oggi misure che siano misure all'altezza della sfida. All'altezza della sfida vuol dire che il nostro Paese rischia una recessione. Si vada a tassare pesantemente gli extra profitti delle grandi aziende petrolifere ed energetiche, dice il segretario Dem, per aiutare famiglie e imprese. La nostra proposta è quella di un assegno energia che sia in grado di compensare sia le imprese sia le famiglie. Accanto a questo noi insistiamo molto perché nell'intervento che il governo fa oggi o nei prossimi giorni ci sia un intervento a sostegno dei salari. O si alzano i salari o si abbassa il costo della vita o, come noi proponiamo, si fanno tutte e due le cose.